Gaia Visentina è per la terza volta consecutiva campionessa europea di kickboxing. La sedicenne di Pederobba, studentessa al liceo linguistico di Montebelluna, anche quest'anno ha fatto centro, trionfando ai campionati europei di Skopje, Macedonia, nella categoria 60 kg juniores. Non pensavo in realtà di avere questo grande successo, anche perché ero appena passata nella categoria maggiore e quindi è stata una sorpresa per me e sono molto felice di questo. Occhi verdi, capelli biondo cenere, uno sguardo che ispira dolcezza. Forse anche per questo i suoi genitori da bambina l'avevano avviata alla danza classica. Solo che dopo, siccome ero abbastanza vivace, mia mamma mi ha portato ad avvicinarmi a questo sport e fin dall'inizio mi sono proprio innamorata. Oltre ad essere uno sport mi serve anche nella vita di tutti i giorni, perché comunque mi ha insegnato a mantenere la calma nelle situazioni più difficili e più dure, e comunque appunto mi sfogo e magari a casa sono più tranquilla. Ho un'arma, ovvero il mio corpo, e quindi anche i miei genitori sono abbastanza tranquilli quando esco da sola. I 3 titoli europei, 9 italiani e il sigillo mondiale del 2016. Ora l'obiettivo di Gaia è per il 6º anno la nazionale, poi dice l'ingresso nella squadra sportiva dell'esercito. E se non riesco vediamo dove mi porterà appunto questo sport. Comunque vorrei continuare sempre con questo sport e vediamo dove mi porta.